Messa in sicurezza del centro storico grazie al ricavato del 30% dello sbigliettamento per l'accesso nei siti archeologici. È l'idea del sindaco Marco Zambuto, rivolta ad un'immediata soluzione delle criticità e del degrado del centro storico di Agrigento, che da tempo attende il finanziamento di opere volte alla riqualificazione e messa in sicurezza di un'intera area, patrimonio artistico e culturale della città. Un vero e proprio scrigno che comprende anche i beni ecclesiastici, sovrastrutture collocate sul costone a nord, tra cui la cattedrale, il palazzo vescovile, il seminario e numerosi portali e palazzi. Finanziamenti bloccati dalla farraginosa burocrazia amministrativa, come la progettazione legata ai fondi POFEST 2007-2013, inclemente con i tempi di recupero della vasta area. Insomma, Agrigento tenta la carta dei soldi della valle, dopo aver perduto negli anni 80 e 90 finanziamenti miliardari per il recupero del centro storico, previsti nella legge ad hoc che la Regione adottò anche per il recupero di Ortigia a Siracusa. Con la differenza che Ortigia, grazie al piano particolareggiato, elaborò in tempi rapidi, ha potuto sfruttare le risorse. Agrigento no, per la mancanza di uno strumento urbanistico partorito dopo oltre 25 anni di gestazione e quando ormai la Regione aveva chiuso i propri rubinetti. Quella di Zambuto, tuttavia, appare una prima risposta in attesa che il governo nazionale e regionale predispongano una programmazione adeguata. Proporrò alla deputazione regionale di presentare un emendamento che permetta di utilizzare, sottolinea il sindaco, una parte degli introiti del 30% ricavati dalla vendita dei biglietti d'ingresso nella valle per pianificare interventi da realizzare a medio termine. Una soluzione tampone che permetterebbe al Comune di porre in essere i primi interventi necessari alla messa in sicurezza delle abitazioni pericolanti, viuzze, cortili, stradine, cornicioni o quant'altro che abbia come obiettivo primario l'incolumità dei cittadini e la realizzazione della via di fuga e dell'area ricadente lungo il costone della cattedrale. In attesa dei soldi, intanto, il centro storico cade a pezzi, con cedimenti quotidiani culminati nell'aprile del 2011 con il crollo di Palazzo Lo Iacono.